Allora, mister Tiella del Breganze al commento della partita, nel pre-gara ci eravamo fatto qualche parolina, ci eravamo detti insomma che sarà una partita all'ultimo secondo e così è stato effettivamente. Sì, certo. No, diciamo che il Tiene era partito forte, noi non molto bene. Diciamo che siamo stati bravi a rientrare in partita Sì, nel primo sì, tempo. veramente. Il secondo tempo è stato più equilibrato, anche se comunque abbiamo fatto tanta fase difensiva rispetto ad altre partite che gestiamo noi. Oggi abbiamo fatto un po' più di fatica, d'altra parte ci sta. Tutte le interviste che guardi del Tiene dicono, gli allenatori delle altre squadre dicono sempre le stesse cose, che il Tiene non merita di essere lì, mi unisco al coro, è vero, non merita di essere lì e lo ha dimostrato stasera, insomma, no? Sì, Per cui... indubbiamente. Diciamo che appunto il Breganze ha fatto fatica soprattutto nel primo tempo a entrare, poi questa folata di pareggio, nel secondo tempo il Tiene è partito alla carica. Certo. Forse vi ha messo questa pressione, anche questo vostro destino di non perdere mai una partita è stato sfatato, quindi forse probabilmente adesso questo sblocco insomma Certo. potrebbe servire. Dico questo perché si impara. non si meritava la sconfitta, vabbè. il Breganze tutto sommato sta, molto equilibrata la partita. E ci sta anche perdere, voglio dire, Sì. non è mica un problema, non è mica un dramma. Se la sconfitta aiuta a crescere, no? Esattamente. Non è un dramma e va bene così, insomma, la settimana prossima abbiamo 2 partite, avremo tutto il tempo e il modo di rifarci, di riprendere la rotta che avevamo fino ad adesso e poi prima o poi ci sta anche perderla una partita. Ma certo, indubbiamente. Benissimo, ringraziamo Gabriele e in bocca al lupo per le prossime gare. Crepi? E arrivederci a voi tutti. Buona serata. Buona serata. Grazie.